Vite in campo eroica è una manifestazione oggi a Col San Martino incredibilmente valida, interessante, propositiva per aiutare noi viticoltori delle colline ripide del Conegliano Valdobbiadene e Prosecco Superiore a poter lavorare meglio e più in sicurezza. Ci sono mezzi innovativi creati, pensati proprio per la viticoltura eroica. È importante questa giornata perché oggi è anche un punto di incontro fra le varie competenze geologiche, documentali, di progettazione, di lavorazione dei terreni in alta collina, indispensabili per aiutare noi viticoltori a sistemare quei danni che un clima ormai, non dico impazzito, ma è più tropicale che mediterraneo sta facendo sui nostri vigneti. Queste microfrane, queste modalità nuove con le quali dobbiamo gestire forti piogge ci stanno un po' agitando e creano delle situazioni per cui il rischio di fallimento economico nella gestione di una di queste rive è veramente incipiente, è probabile. Dobbiamo aiutare i viticoltori di questi luoghi a poter trovare soluzioni veloci e soprattutto burocrazia tagliata all'impossibile per poter lavorare e sistemare le proprie rive. Ed è l'obiettivo del Consorzio di Conegliano Valdobbiadene che nasca una specie di manuale, e in questo manuale sono previste tutte le cose accettate dalle varie amministrazioni per sistemare queste piccole ferite che ci sono in questo territorio delicato, in maniera tale che quando accadono firmo questo manuale e comincio a lavorare domani mattina. Una giornata importante per cui come sempre ringraziamo Condifesa Treviso che ogni anno organizza questo momento di confronto con i produttori e su una tematica assolutamente strategica e fondamentale per le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, che è quella della tutela dei versanti, soprattutto considerando l'andamento climatico che stiamo vivendo negli ultimi anni e che sicuramente ci sta mettendo in grossa difficoltà da un punto di vista proprio di tenuta di quelle che sono le nostre colline e i vigneti. È un momento assolutamente importante perché si confrontano persone che anche di geologia e di tenuta appunto dei nostri territori se ne intendono in modo scientifico, e quindi affrontando questa tematica con quegli strumenti che poi ci aiuteranno sicuramente a tutelare queste colline e a mantenerle il patrimonio dell'umanità che oggi sono. Un evento importante per il Comune, per i nostri agricoltori e per tutto il comparto agricolo. Si è affrontato un tema sicuramente importante, quello delle rive, quello delle attrezzature anche per potervi lavorare. Le nostre colline, come dico sempre, sono belle ma altrettanto fragili, e quindi ben venga l'innovazione, ben vengano incontri di questo tipo dove ci permette di poter dialogare fra istituzioni, fra produttori, fra consorzi, per poter migliorare sempre di più quello che è un territorio che abbiamo conosciuto a patrimonio UNESCO dal 2019 e che abbiamo la fortuna di continuare a preservarlo, perché è un patrimonio che continua e che deve essere preservato, e quindi servono interventi di questo tipo, per cui bene, grazie agli organizzatori per aver pensato a Farra di Soligo e per continuare a organizzare questi incontri formativi per tutti.